della Chiesa, è interessante che ci sono stati dei periodi molto difficili, molto complicati, in cui la Chiesa in qualche modo ha dovuto soffrire una persecuzione oppure si è corrotta con delle dottrine che si sono inserite nel seno della Chiesa. Ma la cosa più importante che noi dobbiamo capire è che Cristo, in qualsiasi epoca la Chiesa sia passata, in qualsiasi situazione la Chiesa sia passata, Cristo era in mezzo alla sua Chiesa, in mezzo ai 7 candelabri. E l'altra immagine bellissima è questa mano dove lui tiene le 7 stelle, ok? Che vengono definiti gli angeli di Dio. Gli angeli, la parola angelos nella lingua greca significa messaggero, e in quanto questi angeli, ovviamente gli angeli non sono mai stati responsabili delle chiese, ma gli angeli, i messaggeri delle chiese erano gli anziani o i pastori delle chiese. In ogni caso Cristo che cosa aveva? Questi 7 angeli, questi 7 messaggeri nelle sue mani. A volte noi ci disperiamo perché viviamo delle situazioni un po' complicate, allora dobbiamo ricordarci queste 2 immagini: Cristo in mezzo alla sua Chiesa, qualsiasi cosa succeda, Cristo con in mano i suoi messaggeri, qualsiasi persona passa per la Chiesa. Lui è sempre nel controllo, abbiamo un Dio sovrano che guida ogni cosa in questo universo, non si sposta un granello di sabbia, non cade un cappello dalla nostra testa che Cristo non sappia. Questo è il grande messaggio che Cristo ci dà questa mattina attraverso la storia della Chiesa. E ti invito ad alzarti e comincia a pensare, no? Non guardare il pastore Sandro, comincia a guardare attraverso gli occhi dello Spirito quello che succederà stamattina, ok? Il Signore è qua, in mezzo alla sua Chiesa, e Lui vuole avere una relazione personale con te. Io non so come tu sei entrato qua, e aggiungo, grazie a Dio, e non lo so come tu sei entrato qua, perché se i nostri occhi contemplassero i cuori di tutte le persone che sono qua dentro, io penso che ciascuno di noi impazzirebbe, no? Noi portiamo come esseri umani tante problematiche al trono di Dio, ma ti dico una cosa, Cristo è qua che vuole fare un'opera con la tua anima, e noi dobbiamo essere, ciascuno di noi deve essere ricettivo, pronto per capire che cosa Dio vuole fare con noi. Se tu sei arrivato qua stamattina con una tristezza, con un'angoscia, con una preoccupazione, con una sofferenza, oppure con una gioia, perché ci può stare anche questo, anzi speriamo che ci sia anche questo, il Signore vuole essere partecipe di questo, vuole fare qualcosa per te. Predisponi la tua anima, preparala come il buon terreno, ok? Perché il Signore vuole venire lì e gettare il suo seme, per un seme che porti frutto. Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché, Signore, sono sicuro che ciascuno di noi è venuto qua con una necessità. I nostri cuori, Signore, hanno bisogno di arrendersi a te. Quante difficoltà, Signore, viviamo ogni settimana. Quante difficoltà, Signore, che vediamo con i nostri occhi, e quante volte abbiamo detto, Signore, non si può risolvere. Ma, Signore, noi ci rivolgiamo a te perché tu sei un Dio vivo. Cristo Gesù è seduto alla destra del Padre nella parte più alta dell'universo, l'autorità suprema, ed è lì, Signore, che noi vogliamo arrivare questa mattina, con le nostre lodi, con la nostra adorazione, con la nostra partecipazione al culto. Signore, ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che lo Spirito di Dio possa riempire non soltanto la mente e i cuori, ma questa sala, Signore, quando i tuoi figli si ritrovano insieme. Tu ami stare in mezzo all'assemblea e, Signore, tu dimori nelle lodi del tuo popolo. Signore, mettiamo nelle tue mani la nostra anima, rimettiamo a te con fiducia, Signore, che tu farai un lavoro con noi. Ti ringraziamo, Padre, per la presenza di ciascuno. Benedici quelli che stanno arrivando, benedici, Signore, coloro che sono in aspettativa di avere una parola da parte tua, e ti chiediamo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Prima di sederti,
io ti chiedo di volgere lo sguardo verso il tuo fratello, verso la tua sorella, quello che ti è dietro, davanti, a destra, a sinistra, dagli una parola di benedizione, ok? Amém. Lodato sia il tuo nome, Signore. È l'allegria, la gioia del Signore è la nostra forza. Amém? E noi siamo riuniti qui, ripresentando ogni famiglia, riuniti nell'assemblea. Come ha detto il pastore, il Signore ama che i suoi fedeli siano riuniti in assemblea per lodarlo, per celebrare il suo nome. Alleluia. E noi siamo qui per questo, per testimoniare di tutto ciò che il Signore ci ha fatto durante la settimana, ricordare tramite la gioia, tramite la lode, che il Signore è presente nelle nostre vite. Amen? Alleluia, tuo nome, Signore. Lodiamo il Signore. Noi lodiamo il tuo nome, Signore, questa mattina. Danza amore in ogni casa, gioia e pace scorrono. Perché Cristo ha vinto il mondo e ci ha dato libertà. Ed allora torniamo e leggiamo lode al Signore e dai cieli
sangue versato mi ha giustificato, i miei peccati ha lanciato in fondo al mare, cancellati mai più se ne ricorderà. La sua promessa. La sua promessa, appartengo a lui, sono nuova creatura del suo spirito. Voglio adorare, donarmi a lui, celebrare, gioire in lui. Voglio amare per sempre. Le misericordie del Signore sono su di noi, sono così tante che non li posso contare. Non sono degno di stare davanti al suo trono, ma il suo sangue versato mi ha giustificato. I miei peccati ha lanciato in fondo al mare, cancellati mai più se ne ricorderà. È una sua promessa, appartengo a lui, sono nuova creatura del suo spirito. Voglio adorare, donarmi a lui, celebrare, gioire in lui. Voglio amare per sempre. Voglio adorare. Voglio adorare, donarmi a lui, celebrare, gioire in lui. Voglio amare per sempre. Tu sei la mia rocca, appartengo a te, sei fonte eterna di pace. Ad ogni mattino so certo che la tua mano è su di me. Tu sei la mia rocca, appartengo a te, sei fonte eterna di pace. Ad ogni mattino so certo che la tua mano è su di me. Voglio adorare, donarmi a lui, celebrare, gioire in lui. Voglio amare per sempre. Proviamo solo la chiesa, voglio adorare. Voglio adorare, donarmi a lui. Vogliamo celebrare il Signore. Voglio amare per sempre. Vogliamo adorare il Signore. Voglio adorare, donarmi a lui, celebrare, gioire in lui. Voglio amare per sempre. Perché per primo hai amato me. Alleluia, tuo nome, Signore. Alleluia, il tuo nome, Signore. Ed il Signore va in cerca dei veri adoratori. Quelli che procurano stare nella presenza del Padre, fare la sua volontà, come la parola dice: se tu mi ami, fai la mia volontà. Gli amici del Signore, perché non siamo più nemici, siamo amici, siamo figli suoi. E la nostra parola dice così, che da
dai frutti saranno riconosciuti e i suoi discepoli e i suoi figli. È l'amore, è la bontà del Signore che tramite la nostra vita e l'agire dello Spirito Santo ci fa dare questi frutti meravigliosi. che
Signore, che sia fatta la tua volontà, così in terra come in cielo, Padre, e che le nostre vite possano essere consegnate ogni giorno davanti al tuo altare, e che veramente possa avvenire il tuo regno, Signore, che la tua volontà possa essere davanti, Signore, a tutto ciò che noi facciamo, alla nostra settimana, Signore, alla nostra famiglia, ai nostri figli, lavoro, tutto ciò. Noi lodiamo il tuo nome, Signore, questa mattina riceve la nostra adorazione, Padre. Ti parla, Signore, tramite il tuo pastore, Signore, l'angelo della tua chiesa, Padre. Il tuo Spirito Santo possa veramente, Signore, parlare tramite la sua parola questa mattina, e che le vite, Signore, possano veramente essere trasformate questa mattina. In nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Io credo che la preghiera che dice venga il tuo regno sia una delle più potenti preghiere che un cristiano può fare, per un semplice motivo: la Chiesa è la sposa di Cristo, no? E tu prova a immaginare una sposa che chiede allo sposo vieni, può resistere allo sposo? È una cosa che non ha pari nel mondo spirituale, no? E quindi noi dobbiamo veramente ricordarci che la Chiesa è la sposa di Cristo che chiama il Signore. Ma ci sono delle cose che succedono a volte nella Chiesa, anche nella nostra Chiesa, la Chiesa moderna, la nostra Chiesa di Treviso, che lasciano un po' stupito lo sposo, lasciano un po' con un piede indietro lo sposo. Quest'oggi noi mediteremo sulla storia della Chiesa di Efeso, che, come abbiamo detto all'inizio, rappresenta la Chiesa apostolica, la Chiesa del primo secolo, no? Quando sembrava che tutto funzionava in modo perfetto, no? Quasi tutto. Perché la lamentela che Gesù ha fatto in quella Chiesa, lui ha detto: guarda, tu hai questo, hai questo, e questo, e questo, che funzionano bene, ma c'è una cosa che io ho contro di te, che tu stai perdendo il primo amore, no? E noi leggeremo questo testo che ci spiega bene che cosa il Signore intendeva quando Lui diceva: io non voglio che voi perdiate il vostro primo amore. Dice così: all'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal tuo posto se non ti ravvedi. Guardate com'era seria per il Signore questa cosa di perdere il primo amore. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, poi vedremo chi sono i Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, e chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Preghiamo che il Signore ci possa parlare questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, rimettiamo nelle tue mani questa meditazione, Signore, che facciamo sulla Chiesa primitiva, ma soprattutto, Signore, la Chiesa che può rappresentare anche la nostra Chiesa. Signore, che tu possa parlarci e tu possa, Signore, farci prendere delle decisioni importanti per la nostra vita. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.
Allora, la chiesa di Efeso, ogni nome della chiesa, delle 7 chiese dell'Apocalisse ha un significato ben preciso, no? E la prima chiesa, cioè la chiesa di Efeso, il significato del suo nome Efeso significa beneamata, ossia la sposa della giovinezza di Cristo. E quando io vado a leggere il libro di Atti degli Apostoli mi accorgo che c'era veramente un amore straordinario tra il Signore e la sua Chiesa, succedevano delle cose da matti, ossia la prima cosa che è successa quando Pietro, vi ricordate il Pietro che aveva rinnegato Cristo, ma Pietro ripieno di Spirito Santo predica per la prima volta un pescatore semplicissimo, una persona senza una preparazione teologica, ma predica per la prima volta ripieno dell'amore di Cristo, ripieno di Spirito Santo, 4.000 persone si convertono. E quindi qualcosa stava succedendo veramente di grosso. Al capitolo 5 tu trovi che la prima offerta falsa fatta da Anania e Safira, se tu vai là, capirai di cosa sto parlando, ossia portano un'offerta ai piedi degli apostoli, ma era un'offerta finta, cioè non avevano dichiarato il costo di quello che avevano venduto correttamente. Quindi Dio che cosa fa? Per amore della sua Chiesa, per non avere dentro nella sua Chiesa una ipocrisia, la prima ipocrisia della Chiesa, fa morire sia Anania che Safira. Ossia, negli Atti degli Apostoli succedono delle cose da matti. Perché? Perché era il primo amore, quando tutto funzionava bene. E Dio voleva che funzionava bene, ma era anche la Chiesa voleva che funzionasse bene. Allora, come è arrivato il Vangelo, come è arrivato il messaggio di Cristo là a Efeso? Probabilmente, da quello che i teologi dicono, attraverso una coppia che si chiamava Priscilla e Aquila. Poi vedremo un po' più in particolare questa cosa dei pastori che sono stati i pastori di Efeso, perché è un dettaglio importantissimo. E quando specialmente l'apostolo Paolo arriva là per costruire, edificare la sua chiesa, cominciano a succedere delle cose incredibili. La prima troviamo a Atti capitolo 19, versetto 19, che dice: fra quanti avevano esercitato le arti magiche, ossia là a Efeso c'era un centro di occultismo incredibilmente sviluppato, e dice così: quando arriva il Vangelo molti portarono i loro libri e bruciarono in presenza di tutti, e calcolato nel prezzo trovarono che era di 50.000 dracme d'argento, ossia il costo di 50.000 giornate di lavoro, perché una dramma era la paga giornaliera di un operaio di quell'epoca per chi lavorava, ok? Quindi vediamo che la cosa era molto sviluppata. E quando arriva là il Vangelo, ovviamente queste persone si ravvedono, si convertono al Vangelo e bruciano tutto, lasciano indietro tutto quello che per loro significava la magia, la pratica dell'occultismo. L'altra cosa che stava succedendo è che diverse persone che praticavano la costruzione dei templi di Diana, che era la dea che veniva adorata lì a Efeso, fanno un caos incredibile. Guardate che punti che va a toccare il Vangelo in alcuni casi. Dice: uomini, questo è un uomo che costruiva i templi di Diana, uomini, voi sapete che da questo lavoro proviene la nostra prosperità, e voi vedete, udite che questo Paolo ha persuaso e sviato molta gente, non solo a Efeso ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che quelli costruiti con le mani non sono dei. Non solo vi è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più, e che sia perfino privata della sua maestà colei che in tutta l'Asia e il mondo adorano. Ossia, il Vangelo è andato a toccare due sfere importantissime, una quella del guadagno e l'altra quella della tradizione artistica, ok? Arriva il Vangelo e queste due colonne portanti della cultura di Efeso cominciano a traballare, e ovviamente il Vangelo è andato avanti nella città di Efeso. Se tu vai a leggere poi tutto il contesto, gli apostoli vengono portati davanti a un tribunale, si rischiano praticamente un linciaggio, quasi muoiono, ma il Signore fa andare avanti il suo Vangelo, e la chiesa di Efeso comincia a crescere in modo esponenziale. Efeso ha avuto 4 grandissimi pastori, ok?
Il primo ovviamente Priscilla e Aquila, che era una coppia straordinaria, perché ogni posto dove loro andavano, loro cominciavano una chiesa, perfino nella loro casa loro hanno cominciato una chiesa, sono stati quelli che hanno cresciuto a Apollo nelle vie del Signore, ossia erano delle persone veramente salde, conosciute nel Vangelo ed erano molto rispettate nella chiesa antica. Quindi questi erano i fondatori. Poi arriva Paolo. Paolo aveva delle caratteristiche completamente diverse da Priscilla e Aquila. Priscilla e Aquila erano i fondatori, mentre Paolo era l'edificatore, il dottore, quello che conosceva bene la dottrina. Paolo rimane lì a Efeso per 3 anni a edificare le persone, formare il leader, strutturare la chiesa e rimane lì tutto il tempo che serve perché la chiesa possa cominciare a crescere. Poi arriva Timoteo. Timoteo è un altro personaggio famosissimo nella parola di Dio. Paolo ha scritto 2 lettere, era il suo figlio spirituale. Timoteo era un evangelista, ok? Non solo, era un evangelista molto giovane ma con un ministero veramente in fase di espansione. Allora state attenti a che cosa succede. Arriva prima il fondatore, poi arriva l'edificatore, quello che costruisce i ministeri e le persone e struttura la dottrina della Chiesa. Poi arriva chi? L'evangelista che espande il numero della Chiesa, ok? Timoteo. Infine Giovanni, da anziano, dopo la sua cattività, dopo la sua prigionia, torna a Efeso e lui è il pastore di anime, quello che fa la cura di anime, no? Quindi io credo, con questo panorama spirituale nella storia della Chiesa di Efeso, io credo che Dio abbia dato tutto quello che serviva alla Chiesa in modo perfetto, puntuale, in modo che la Chiesa potesse avere tutto quello che serviva: un edificatore, un fondatore, un evangelista e un pastore di anime. Ma la parola di Dio a un certo punto dice: tu hai perduto il primo amore. Dov'è il problema? Allora abbiamo letto il testo iniziale. L'impegno della Chiesa era un impegno perfetto. La parola di Dio dice: tu hai le opere, tu hai fatto fatica, tu hai costanza, non ti sei stancato. Perciò l'impegno nelle opere della Chiesa era un impegno molto buono. La dottrina della Chiesa è una Chiesa buona, che dice: hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, ossia quelli che predicavano le false dottrine. Quindi una Chiesa che operava, aveva una buona dottrina, e infine gli dice addirittura: tu detesti le opere dei Nicolaiti che anche io detesto. Chi sono i Nicolaiti? I Nicolaiti nell'antichità erano parte di un movimento che era scaturito da un diacono della Chiesa che si chiamava Nicola. Ti ricordi il capitolo 6 del libro di Atti degli Apostoli? Insieme ai 7 diaconi ce n'era uno che si chiamava Nicola. Secondo registri dell'epoca, questo Nicola era uscito dalla Chiesa, probabilmente era un falso credente, ha cominciato ad amministrare una dottrina che era una dottrina sincretista, ossia si abbandonavano al piacere completo e dicevano che questo modo di fare insieme al mondo poteva attirare delle persone, ossia stava mescolando la dottrina umana, il comportamento umano con la purezza del Vangelo. E il Signore dice: voi odiate le opere di Nicolaiti che anch'io odio, ossia la purezza della Chiesa era buona. Quindi ripassiamo queste 3 cose: dottrina buona, purezza buona, opere molto buone, ma tu stai perdendo il tuo primo amore. Ma insomma, Signore, ma cos'è che vuoi da noi? Cos'è questo amore che tu vuoi da noi? Ti tolgo subito un dubbio. Amore non è fare di più, ok? Non è fare di più per il Signore. Amore non è sentimento, ok? Amore non è conoscenza morbosa della dottrina, perché questa Chiesa aveva tutte queste cose e non c'era nessun problema. Allora, adesso andiamo a capire veramente che cosa non funzionava nella Chiesa di Efeso. L'Apostolo Paolo scrive la lettera agli Efesini, che è la lettera alla Chiesa per eccellenza, ok? E questa lettera si divide in 6 capitoli. I primi 3 capitoli parlano di dottrina allo stato puro. Dal capitolo 4 al capitolo 6 si parla di vita pratica cristiana. Ma la cosa interessante
è che in questi 6 capitoli viene usata un'espressione che ci farà capire cosa significa primo amore, che è usata solo nella lettera degli Efesini, che dice nei luoghi celesti in Cristo. Solo nella lettera agli Efesini questa espressione viene usata. Sai perché viene usata? Perché questa lettera è stata scritta per far capire alla Chiesa che la Chiesa non è una realtà terrestre, ma è una realtà celeste. E quando noi non capiamo di essere una realtà celeste e pensiamo che tutte le problematiche siano da vivere qua sulla terra, allora noi cominciamo a perdere il nostro primo amore. E per 5 volte l'Apostolo Paolo dice nei luoghi celesti in Cristo, nei luoghi celesti in Cristo, e ciascuno di queste espressioni ha in sé un dettaglio che adesso vedremo uno a uno, che ci dirà che cosa significa a perdere il primo amore. Allora, dobbiamo definire intanto che cos'è la Chiesa. Tu sai che cos'è la Chiesa? Chi mi sa dire questa mattina il significato della parola Chiesa? Assemblea, più o meno. Gruppo dei chiamati fuori. Ossia, noi siamo fuori, un po' di testa, un po' dal mondo, no? Fuori. Allora sta attento. Noi cristiani a volte ci fregiamo, no, di certe espressioni che non sono neanche nostre. Tu sai che la parola agape non ha niente a che fare col cristianesimo, vero? La parola agape veniva usata nelle religioni misteriche in Grecia, quando i culti venivano fatti, no? A queste religioni misteriche. Se tu vai a Roma ci sono i Mitrei, ok? I Mitrei erano gli adoratori di Mitra, si trovavano nelle grotte, facevano questo culto di adorazione a Mitra, poi stavano insieme tutto il giorno, facevano refezione, mangiavano, cantavano, dormivano insieme. Questo modo di stare insieme si chiamava agape. La Chiesa cristiana primitiva ha preso a prestito questo agape, questo amore supremo, no? Tra i fratelli, con il Dio che si adorava, per esprimere il modo che noi dobbiamo usare per essere insieme. Questo è agape. Ma anche la parola ecclesia, da cui deriva la parola chiesa, è una parola pagana, ok? E vi spiego da dove deriva. Guarda qua, questa è una poleis, ok? Stamattina è un messaggio un po' più tecnico, almeno la prima parte. Ma è importante che noi capiamo questi principi fondamentali se vogliamo capire cosa significa stare insieme come Chiesa, no? Capire cosa significa perdere il primo amore. Allora, una poleis greca era una città-stato dove c'era una parte bassa e una parte alta dove c'era una grandissima piazza che si chiamava agora. Ok? Ossia una piazza dove c'erano i templi, dove si andava ad adorare. Là non ci abitava nessuno, abitavano soltanto alcuni sacerdoti, ma in particolare c'era una persona che faceva un lavoro specifico. Lui chiamava fuori i cittadini per salire alla parte alta. Tutte le volte che la città-stato doveva decidere di andare in guerra, di costruire una parte della città, di rimettere a posto le mura della città, di aprire delle altre zone di coltivazione nella città, che cosa succedeva? Questo uomo con una tromba dalla parte alta, ok, dell'agorà, suonava questa tromba, le persone uscivano fuori dalla casa, andavano alla parte alta dell'agorà in questa piazza e lì c'era un'assemblea generale dove si decideva che cosa bisognava fare delle sorti dello Stato. Allora tu guarda l'idea che il Signore ci dà di Chiesa. Tutti noi siamo usciti dalla nostra casa spirituale di prima, che era una casa di peccato. E il Signore con una tromba ci ha chiamato alla sua presenza e ci ha detto: sali alla parte alta, perché io insieme a te voglio decidere delle cose che cambieranno la sorte di questo mondo. Ti ricordi quando Gesù ha detto andate e fate discepoli, ma subito prima lui gli ha detto ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, ossia io e voi insieme cambieremo il mondo. Quando la Chiesa perde di vista questa visione, questo modo di pensare della Chiesa, allora noi stiamo perdendo il primo amore. 5 volte la cosa viene ripetuta nella lettera agli Efesini.
L'Apostolo Paolo la prima volta che lo usa è proprio all'apertura della lettera, dice: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Allora sai quando è che la Chiesa perde il primo amore? Quando noi non capiamo che le nostre benedizioni sono nei luoghi celesti. Non sono qua sulla terra, sono lassù nel cielo. Quando noi, sta attento cosa ti dico adesso, quando noi vogliamo le benedizioni di Dio piuttosto che il Dio delle benedizioni. Hai capito questo principio fondamentale? Ti ricordi la storia dei 10 lebbrosi che passano e gridano a Gesù e gli dicono: Signore, guariscici. E quante volte noi abbiamo chiesto: Signore, guariscici, Signore, cambia questa situazione, Signore, risolvi questo problema. E noi abbiamo ricevuto quella benedizione, ma tante volte ci siamo fermati alla benedizione di Dio e non abbiamo fatto un passo oltre per andare verso il Dio delle benedizioni. La cosa più importante nella nostra vita, fratelli, non è la benedizione di Dio, ma la presenza di Dio nella nostra vita. Un solo lebbroso su 10 è tornato e ha capito che la cosa più importante non era essere stato guarito, ma avere Cristo, incontrato Cristo. Che cosa che gli ha cambiato la vita. A volte i problemi restano, è vero o no? Ma sai qual è la cosa più importante? Che anche Cristo resta nella tua vita. Anche se tu ti lamenti, anche se tu dici: Signore, dove sei in questa situazione? E quante volte il Signore grida, ascolta cosa ti dico adesso, grida a bassa voce, no? Perché tu sai che lo Spirito Santo grida a bassa voce e dice: sono qui, perché io mi chiamo Emanuele, che vuol dire Dio con te. Tu guardi la situazione familiare che tu hai, tu guardi la situazione finanziaria che tu hai, tu guardi la malattia che tu hai e il Signore grida a bassa voce: sono qui, cerca la mia presenza, perché questo fa tutta la differenza. Amen, Chiesa. Perdiamo il primo amore quando desideriamo più le benedizioni di Dio che non il Dio delle benedizioni. Seconda volta che viene usato la parola nei luoghi celesti, dice: il Padre della gloria vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Quando tu parli con Dio, tu parli a qualcuno che è seduto alla destra del Padre nei luoghi celesti. Non parli col pastore Sandro, non parli col presidente degli Stati Uniti, che è l'uomo più potente della terra, non parli con qualsiasi, tu stai parlando col Dio dell'universo. E l'Apostolo Paolo dice: Signore, apri gli occhi della tua Chiesa che veda quello che sta facendo nel mondo spirituale. C'è un episodio fantastico nell'Antico Testamento. Ti ricordi del profeta Eliseo? I Siri avevano circondato il suo piccolo villaggio perché Eliseo faceva una cosa molto interessante, no? I Siri facevano dei progetti per invadere Gerusalemme, Giuda, e ogni volta che loro facevano dei progetti, Eliseo lo sapeva da parte di Dio. E il re dei Siri dice: qua c'è qualcuno che ci sta tradendo. E un suo generale gli dice: guarda, non è così, ma là c'è un uomo di Dio che si chiama Eliseo, che ogni cosa che tu dici, Dio gliela dice, perciò i nostri piani vanno nella spazzatura, ok? Allora che cosa decide di fare questo re? Circondare la città, no? E lui circonda la città. E la prima cosa che succede, questo piccolo villaggio, no? Il servo di Eliseo si alza, vede tutto l'esercito dei Siri accampato attorno a questa città
e dice: profeta, Eliseo, siamo disperati, siamo circondati. Io mi immagino la scena, ok? Perché proprio mi piace pensarle così, perché ogni bella storia merita un'infiorettatura, ok? Eliseo che si sveglia: Signore, per favore, apri gli occhi di questo ragazzo qua che non vede quello che succede intorno. E Dio risponde alla sua preghiera. Gli occhi del servo, gli occhi spirituali, ok? Non gli occhi fisici. Gli occhi spirituali del servo si aprono e questo servo vede i carri di fuoco circondando la città nel cielo, gli angeli di Dio proteggendo questo villaggio. E questo servo rimane: oh Dio, cosa sta succedendo? Succede che tu stai vedendo quello che ogni volta io faccio quando i miei figli sono attaccati dal nemico. Un esercito intorno a loro, perché i miei figli sono i miei figli e io li proteggo come si deve. Tu permetteresti a un delinquente di mettere un dito nella vita di tuo figlio? Se qualcuno facesse qualcosa con i miei figli, io divento King Kong, giuro. Ma io so che anche tu, ma tu prova a immaginare Dio, qualcuno che gli tocca i suoi figli. Lui dice: c'è un esercito attorno a voi, ma voi dovete aprire gli occhi del vostro spirito, gli occhi del vostro cuore, perché il Signore vi protegge. Lui è con voi e Lui non mollerà con la nostra vita. Quando è che la Chiesa perde il primo amore? La Chiesa perde il primo amore quando perde la visione spirituale di chi Cristo è e di quale protezione Lui ha messo attorno a noi. Terza volta che l'Apostolo Paolo parla dei luoghi celesti, dice: ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, e ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri la ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Sai quando è che la Chiesa perde il primo amore? Quando perde di vista il valore che la Chiesa ha agli occhi di Dio. Vogliamo metterci in testa una volta per sempre, fratelli, che noi siamo stati salvati per grazia attraverso la misericordia di Dio. E quando Cristo ci dice questo e ci dice pure: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quando nella Chiesa ci sono quei pettegolezzi, quei litigi, quelle cose sotterranee che, sai, spaccano l'armonia della Chiesa, il Signore dice: ma tu ti rendi conto che mentre tu eri ancora peccatore io ti ho amato? E adesso tu devi fare la stessa cosa con i tuoi fratelli all'interno della Chiesa, amare come io ti ho amato te. Riprendi il tuo cammino, smettila di camminare come tu pensi che sia giusto. Continua a credere che io ti ho preso dalla tua situazione. Vorrei fare guarda, una cosa che mi sta suggerendo lo Spirito Santo qua, ok? Ti ricordi quando il Signore ti ha preso dalla tua posizione di peccatore? Te lo ricordi? Il momento della tua vita in cui tu hai detto: Signore, adesso io voglio camminare con te. Il Signore ti ha preso, ti ha messo nella posizione, e dice la parola di Dio qua, che Lui ti ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo. E con Lui ci ha risuscitati, ci ha dato una posizione di autorità, di dignità, di santità, di unzione di Spirito Santo. Lui ti ha preso come ha preso il figlio il prodigo. Ti ricordi la storia del figlio il prodigo? Arriva magretto, con la barba, puzzolente, era stato in mezzo ai maiali, aveva mangiato le carube dei maiali. Ok? Quindi aveva fatto una vita insieme ai maiali. Il Signore gli dice, il padre gli dice: vieni, prenditi una veste bianca, mettiti un anello al dito, facciamo festa. È questo che il Signore fa con noi. Quando noi perdiamo di vista il nostro valore come comunità di Dio, noi perdiamo il nostro primo amore, noi perdiamo la visione spirituale che dovremmo avere di noi stessi. Perché quando non so se capita anche a te,
quando ti senti inadatto a fare una cosa, no? La cosa che noi facciamo, andiamo a cercare la nostra zona di conforto. Non facciamo quella cosa, ok? E quando noi non apprezziamo chi noi siamo in Cristo Gesù, noi non facciamo l'opera che dobbiamo fare nel mondo come Chiesa. Noi non usciamo più a predicare la parola di Dio. Ci chiudiamo nella nostra zona di conforto. È facile essere cristiani in mezzo ai cristiani, è vero? Ma fare i cristiani in mezzo degli atei, degli agnostici, delle persone che ti puntano il dito. Stamattina sentivo la testimonianza. Chi è che conosce la sorella Nausica Dalla Valle? È una sorella che fino a 44 anni è stata omosessuale, un giornalista, ok? Si è convertita, Dio ha rivoluzionato totalmente la sua vita. Oggi lei è un ministero che sta facendo convertire un sacco di ex omosessuali al Signore, è andata in TV a mostrare il suo libro raccontando come lei è stata guarita da Cristo per questa cosa. So che ci saranno delle conseguenze per quello che sto dicendo, ok? Perché dirlo davanti anche in internet, questo avrà una conseguenza. Pazienza, sto predicando la parola di Dio. Pregate per me. Ok? Ma lei è andata in TV, tutti la puntavano con il dito, lei ha detto: cosa mi interessa a me? Io sto predicando la parola di Dio e questo è il mio ruolo, perché io ho capito quanto Dio mi ama. E quando noi capiamo quanto Dio ci ama, abbiamo coraggio. Sai che cosa dice la parola nelle lettere apostoliche? Dice: aggiungete alla vostra fede la virtù. Sai che cos'è la virtù? Opere di coraggio. Eroiche. Abbiamo bisogno di supereroi. Mi hanno detto che assomiglio a Iron Man stamattina, una roba, ho detto, mamma mia, non mi aspettavo così tanto, ho detto, basta un paio di scarpe da ginnastica nuove per fare questo. Senza l'armatura, ok. Ma voglio dire, gente, il Signore ha bisogno di X-Men, ha bisogno di Avengers spirituali in questo mondo che dicano: io ho il coraggio di affrontare i giganti della vita e mostrare che c'è un Dio vivente in Israele, ma qua soprattutto a Treviso, ok? Questo è quello che ha detto Davide, ma noi dobbiamo fare la stessa cosa a Treviso. Ma dobbiamo ricordarci che siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, risuscitati con Lui, con una dignità profonda. Noi dimentichiamo. Andiamo avanti. C'è un'altra slide, per favore. Ok. No, passiamo all'ultima, scusa. Passiamo all'ultima. Ok, lasciamo questo. Ultimo punto che vogliamo considerare stamattina. Il nostro combattimento, infatti, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Sai che cosa ci sta gridando questo testo biblico? Fate la giusta guerra, non fate una guerra sbagliata contro carne e contro sangue, contro altri esseri umani. Il nemico usa le persone e a volte usa persone della tua famiglia, ok? Anzi, ti dico una cosa, preferibilmente usa persone della tua famiglia. E la parola di Dio ci dice nel Salmo che se l'empio non si converte, affila la sua lama, affila la sua spada. Ossia, se la persona che è con te non si converte veramente, il conflitto peggiorerà. E la cosa peggiore che può fare un cristiano, consapevole che è cristiano e consapevole che l'altra persona non lo è combattere contro quella persona. E dice la parola di Dio, non è contro carne e contro sangue che tu devi combattere, ma contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre. Ossia, guarda che saggezza che ci dà la parola di Dio. Principati, potestà, dominatori. C'è un'organizzazione
demoniaca che ogni giorno viene contro di te, contro di me, contro la mia famiglia, contro la tua famiglia, contro il tuo coniuge, contro i tuoi figli, e che cerca di distruggere quello che tu hai costruito fino ad oggi. E il Signore dice: vuoi combattere il buon combattimento? Smetti di guardare quella persona e puntare contro quella persona e litigare con quella persona, perché il tuo nemico è il diavolo. Ed è nel mondo spirituale, attraverso la preghiera, attraverso una vita trasparente, attraverso la cintura della verità, attraverso l'elmo della salvezza, attraverso la corazza della giustizia, attraverso la spada della parola di Dio, che tu combatterai il buon combattimento. Efesini capitolo 6. Quando è l'ultima volta che tu hai ripreso Satana ad alta voce mentre lui ti mette in testa dei pensieri contro la persona che è vicino a te? Vattene via da qua nel nome di Cristo Gesù, perché sta scritto. È nei luoghi celesti la tua battaglia. Se tu continui a combattere contro le persone, tu perdi di vista il tuo primo amore. Perché il Signore ci dice: non è lì che tu devi combattere, stai combattendo il combattimento sbagliato, l'amore sta cadendo, smettila di combattere la battaglia sbagliata. C'è una cosa interessante, ti ricordi quando Gesù è stato tentato nel deserto? Okay? Sta attento al ragionamento che faccio adesso. Gesù ha risposto per 3 volte ad alta voce con la parola di Dio, ok? Ma pochi realizzano una cosa molto più profonda e interessante. Sta attento. Ogni versetto, ogni testo che lui ha usato si trova nel libro di Deuteronomio, ok? Ma c'è un motivo per cui è stato usato proprio presi da quel libro. Sta attento. L'Egitto, dove prima era Israele, era simbolo di peccato. Il deserto che ha attraversato per 40 anni è simbolo di una lotta tra lo spirito e la carne. La terra promessa rappresenta che cosa? Una vita spirituale matura. E il libro di Deuteronomio è stato scritto proprio un attimo prima di entrare nella terra promessa. Ossia, è come se il Signore ci dicesse: tu vuoi una vita spirituale matura, consapevole, piena di amore per Cristo? Usa la parola di Dio per combattere il tuo nemico e subito dopo tu entrerai nella terra che io ti ho promesso, di una vita piena di pace e di sicurezza nella mia presenza. Perché se io non uso la parola di Dio come una spada, cari miei, io ho già perso in partenza. Perché il diavolo non si allontanerà da noi con degli insulti. Noi abbiamo bisogno di usare la spada della parola di Dio. Quando è l'ultima volta che tu hai usato la spada della parola di Dio? In questi ultimi tempi, no? Guarda il tuo figlio, guarda la tua figlia, guarda il tuo marito, la tua moglie o un tuo fratello della chiesa, e quante volte tu te la sei presa con lui o con lei e il Signore dice: no, non è quella la tua battaglia, piega le tue ginocchia e comincia a pregare e comincia a combattere con la parola di Dio, comincia a mettere nella tua testa la parola di Dio, perché il rinnovamento della nostra mente cambia completamente la nostra visione spirituale. Quanti testi della parola di Dio conosci a memoria? Perché la parola di Dio dice che noi abbiamo la mente di Cristo. Ma se questa mente di Cristo non è riempita di benzina, non è riempita della parola di Dio, è come avere un Ferrari, tu giri la chiave, ma il serbatoio ti dice empty, vuoto. Non possiamo andare avanti così, fratelli. Dobbiamo combattere il buon combattimento. Hai capito cosa significa perdere il primo amore? Queste caratteristiche sono fondamentali. Ok? E io vorrei pregare con te adesso e insieme a te. Io non voglio essere perché è interessante, mi sono soffermato, scusatemi l'ultima considerazione, no? Questa lettera è interessante che è indirizzata in realtà non alla Chiesa, dice all'angelo della Chiesa scrivi. Ossia, il Signore parla con il pastore
della Chiesa e gli dice: ascolta, non perdere il primo amore, perché il pastore e Chiesa camminano insieme e il pastore si identifica con la Chiesa e la Chiesa si dovrebbe identificare col pastore, no? C'è questo scambio di informazioni spirituali. E voglio dire, io non voglio essere il primo a perdere il primo amore, ma anche i miei fratelli vorrei che non perdessero il primo amore. Combatti il buon combattimento, desidera più Dio che le benedizioni di Dio. Ok? Questo è fondamentale per noi. Chiudi i tuoi occhi e comincia a pregare insieme a me. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché, Signore, la tua parola ci porta sempre in un mondo spirituale, Signore, che tante volte non conosciamo. E questa mattina, Signore, io sono qua per chiederti che questa sposa, la sposa di Cristo, la Chiesa di Treviso, che ha ascoltato, Signore, il tuo messaggio, ti chiedo, Signore, che possa essere sempre rivestita di vesti bianche, che possa essere, Signore, sempre con lo sguardo rivolta alla bellezza del suo sposo, e che sempre, Signore, noi possiamo cercare la tua presenza piuttosto che tante altre cose che, Signore, che veramente lasciano il tempo che trovano. Io non voglio, Signore, essere come 9 di quei 10 lebbrosi che una volta che hanno ricevuto benedizione se ne sono andati e si sono dimenticati di te. A volte io sono cosciente, Signore, che tu metti delle difficoltà nella nostra vita perché noi non possiamo così perdere di vista la dipendenza che noi abbiamo da te. E adesso, Signore, che tu stai girando per la tua Chiesa, sicuramente hai già toccato dei cuori stamattina. Ti chiedo, Signore, che questo cuore possa prendere delle decisioni serie, importanti per se stesso e per la propria comunità. Io ti chiedo che se tu hai sentito che da parte di Dio questo messaggio era per te in modo specifico, io voglio pregare insieme a te, non per te, ma insieme a te. E ti chiedo che tu possa alzarti lì dove sei e noi pregheremo insieme perché il Signore possa darci di nuovo questo primo amore che tanto il Signore gli piace. Tu hai sentito che la parola di Dio è per te, alzati lì dove sei, voglio pregare insieme a te. Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. Amen. Ricordati di non aver vergogna del Signore, mettere le proprie debolezze di fronte al Signore, non bisogna mai avere vergogna. Amen. Dio ti benedica. Gloria a Dio, il Signore ha fatto un'opera questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, grazie per la tua parola santa. La tua parola, Signore, non torna mai a vuoto. E chi di questi cari, Signore, fratelli e sorelle ha avuto il coraggio di dare un passo verso di te, tu possa, Signore, rivoluzionare queste vite, dare uno sprint, Signore, spirituale, non per fare di più, ma per amarti per quello che tu sei. Grazie, Signore, per le loro vite preziose, per le loro perle, per il loro cuore, Signore, aperto alla tua opera. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Invito qua chi è predisposto, preposto per la cena del Signore, ok? E adesso condivideremo insieme questo momento che è una ricordanza, è una ricordanza di quello che il Signore ha fatto per ciascuno di noi, no? Corpo e sangue di Cristo sono rappresentati, non c'è niente di mistico, non c'è niente di
soprannaturale, sono pane, un liquido che non è neanche vino, ok? Però rappresenta il sangue di Cristo, per ricordare che il Signore Gesù ha fatto un'opera definitiva per ciascuno di noi. Mi ricordo un testo di Ebrei che dice: con un'unica offerta Egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati, perfetti per sempre, ok? L'opera di Dio in me e in te è perfetta. Io ti invito, se tu hai deciso di condividere questo momento con i fratelli, con la Chiesa, ti invito ad alzarti, entrate sempre per prendere dalla via centrale, poi rientrate dalla via quella laterale, ok? Grazie. La tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio al calare della sera, canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo canterò della tua bontà. Che mi hai guidato nel deserto, nella notte buia, sei vicino come nessun altro. Io ho conosciuto come padre, e ora amico mio, canterò della tua vita sei così buono, nel respiro più profondo canterò della tua bontà. Ti amo Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio al calare della sera, canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo canterò della tua bontà. Amo la tua voce che mi ha guidato nel deserto, nella notte buia, sei vicino come nessun altro.
ti conosciuto come Padre e ora amico mio canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La mia vita ora riposa in te, posso arrendere. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La mia vita ora riposa in te, posso Ok, questo è un pezzettino di pane, semplicissimo. Il Signore ci ha insegnato a ricordare la sua morte attraverso questo pane. Lui, Gesù, si è definito: io sono il pane della vita, no? Il pane rappresenta proprio il suo corpo. Ti ricordi quando lui ha chiesto ai discepoli: chi non mangia del mio corpo e non beve del mio sangue non può essere mio discepolo. Ma è interessante che il corpo di Cristo è il posto dove Dio ha condannato ogni nostro peccato, affinché noi potessimo essere persone pulite. Attraverso i suoi lividi, dice la parola, noi siamo stati guariti. Non guariremo, siamo stati già guariti. Quindi quando noi prendiamo questo pezzettino di pane, ricordiamo che la santità nella nostra vita è un'opera di Cristo e noi siamo puliti davanti a Dio, liberi di accedere alla sua presenza, perché Lui nel suo corpo ha portato i nostri peccati. Prendiamo insieme. Maria. Signore, come possiamo ringraziare tanta bontà verso di noi? Tu ci hai chiamato, tu ti hai fatto in modo stupendo, Padre Santo, ma stata facendo, abbiamo perso di vista questo. E tu hai provveduto alla nostra salvezza mandando tuo Figlio Gesù. Come possiamo ringraziare, Padre? Come possiamo ringraziare? Aiutaci, Padre Santo, aiutaci a onorare questo sacrificio, Padre Santo, e dirti grazie ogni giorno, perché siamo nei luoghi celesti con te. Grazie per il tuo amore, grazie per questa misericordia così grande verso di noi. Benedici, Padre Santo, benedici la tua Chiesa. Lodato sia il tuo santo nome. Nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen. Ok, non so se qualcuno ti ha mai detto la seguente espressione: assomigli a tuo padre, assomigli a tua madre, nel modo di comportarsi, no? Ossia, quando ero ragazzino mi chiamavano Arnaldino, che era Arnaldo era il nome di mio papà, no? Perché io proprio ero una fotocopia esatta, caratterialmente parlando, di mio papà. Però c'è una cosa interessante, che tante volte noi come esseri umani giustifichiamo alcuni comportamenti sbagliati che abbiamo perché, sai, ho imparato così, no? La parola di Dio dice che noi siamo stati riscattati non con cose corruttibili, con oro e argento, dal vano modo di vivere dei nostri padri, ma col prezioso sangue di Cristo. Ossia,
Quando Cristo ci purifica con il suo sangue, spezza ogni catena spirituale maligna della nostra vita. Il sangue di Cristo ha potere, ok? Dobbiamo solo capirlo, prendere questo potere, farlo nostro e andare avanti spezzando ogni catena spirituale che il nemico ha messo su di noi da generazioni, ok? Perché tu sai che il nemico lavora per generazioni. Tu sai che, per esempio, un alcolista sicuramente riuscirà a spezzare la sua catena dopo 3 generazioni di persone che hanno lottato contro l'alcolismo. Questo dicono proprio i dottori, no? E quindi il Signore ha un potere molto più grande. Se noi lo vogliamo prendere, se noi lo vogliamo approfittare, è quello che il Signore Gesù ha fatto sulla croce. La croce ha messo una croce sopra le nostre catene spirituali di generazioni. Quindi prendiamo insieme, ricordando che questo simbolo che rappresenta il sangue di Cristo ci ha liberato e ci ha dato una vita spirituale completamente nuova. Prendiamo insieme. Signore, io ti chiedo in questo momento che noi capiamo il significato profondo, Signore, di quello che significa essere lavati col sangue di Cristo. Signore, se c'è qualcuno qua stamattina che ha giustificato se stesso, Signore, con la sua storia fino ad oggi, tu possa aprire la mente, Signore, e che tu possa farci vedere che noi siamo liberi in Cristo Gesù da tutto, Signore. La tua promessa è questa e noi vogliamo approfittarne. Grazie per il sacrificio di Cristo per noi sulla croce. Nel tuo santo nome. Amen. Amen. Vogliamo continuare ad adorare il Signore con le nostre primizie, con le nostre decime, con le nostre offerte, ok? Gruppo di lode, per favore, è con voi. C'è una curiosità, pastore, che io volevo condividere con la Chiesa. Il pastore ha parlato sul nome della Chiesa Agape. La Chiesa Agape, noi che io e Marcello che eravamo dall'inizio, eravamo in 14, 13 e cioè adesso si ricorda anche l'Alzira. Il nome della Chiesa Agape è stato scelto proprio per questo, perché ognuno abitava lontano e di domenica si trovava e si stava dal mattino fino alla sera. Dove? A casa del pastore. Ecco, adesso e quindi abbiamo scelto un nome proprio per questo, perché si stava di domenica, si faceva il culto, si stava tutto il giorno insieme, si mangiava e noi quella domenica lì era molto importante per noi. L'Alzira adesso gli viene in lacrimone, perché veramente è il primo amore. Questo mi ha fatto un po' ricordare, perché l'unione della Chiesa veramente, quando all'inizio, no pastore, è una cosa molto forte e che noi possiamo anche avere la curiosità di cercarci anche durante la settimana. So che adesso siamo in tanti, però tanti non mi conoscono, io non conosco tante persone. Per quello adesso tu sai che il nome della tua Chiesa, Agape, vuol dire questo, vuol dire stare insieme, e congregare insieme, mangiare insieme, siamo uniti nel nome del Signore, amen? Adesso noi cantiamo e lodiamo il nome del Signore e consegniamo le nostre decime, le offerte. Alleluia, il tuo nome, Signore. Alziamoci in piedi. Così tante che non li posso contare. Non sono degno di stare davanti al suo trono, ma soltanto
tornare a Lui, celebrare, gioire in Lui. Voglio amare per sempre, tornare a Lui, celebrare, gioire in Lui. Voglio amare per sempre, come prima hai amato me. Ok, hanno preso la brutta abitudine di sganciarmi il microfono adesso alla fine. Allora, degli annunci. Beh, sedetevi pure. Allora, 2 comunicazioni importanti. Da settembre parte la scuola aperta di teologia in questa chiesa. Abbiamo visto che la chiesa di Efeso aveva una sana dottrina e si edificava nella dottrina. Noi possiamo migliorare da questo punto di vista e quindi il pastore Sandro ha preparato questo bellissimo percorso. Si tratta di un incontro ogni 15 giorni, il martedì, inizierà il terzo martedì di settembre, adesso mi sfugge la data, comunque il 20, ok, alle 20:15, 1 ora e mezza senza pausa. E niente, fuori trovate la locandina, ma trovate anche il programma di tutte le cose che si andranno ad affrontare e approfondire. Poi vi daremo maggiori informazioni strada facendo. Altra cosa, stiamo organizzando il campeggio dei giovani, come vi ho già detto la volta scorsa, e dai giovani è partita un'iniziativa che noi vi chiediamo di sostenere, ossia vogliono tentare di autofinanziare parte del loro campeggio. Quindi ci sono dei progetti in corso, ogni domenica troverete qualcosa da poter acquistare con un contributo minimo, quindi non è un acquisto, è una piccola offerta, diciamo, per sostenere il campeggio, e noi lo facciamo con quello che ci capita per le mani, di necessità virtù. Adesso abbiamo questa occasione di rimettere in circolo, in un'ottica di economia ed ecologia circolare, dei bellissimi appendini che altrimenti sarebbero finiti nella plastica, ma che noi o per utilizzo proprio per il loro scopo oppure per riciclo creativo possiamo prendere e dare una merendina. Diventeranno le merende, le colazioni, le cose insomma che i ragazzi poi acquisteranno per il loro campeggio. Ci saranno i braccialetti, ci saranno i biscotti, quindi non sarà sempre plastica che vi daremo da portare a casa, ma magari anche qualcosa di più goloso. E niente, sono offertona ragazzi, 5 appendini per €1, quindi cioè no 1 euro, 5, potete fare di tutto con 5 appendini. Poi vengono anche da un negozio, da una catena di negozi, insomma, non saranno cinesi, ma insomma. Sì, se volete poi i ragazzi ve li firmano, così sono anche firmati dopo, ok? Ecco, questo è quanto, e quindi fermatevi da oggi alle prossime domeniche a vedere il nostro mercatino pro campeggio, cosa vi offre, ricchi premi e cotillon. Ecco, questo è quanto. Ok, Alzire, vieni. Allora, questa ragazza qua, giovanota, scusa, questa ragazza qua è una delle fondatrici della Chiesa Battista Agape e oggi compie esattamente 31 anni qua in Italia, ok? Quindi vorrei... Una volta? Sì. Quindi è un patriarca della Chiesa, ok? Una matriarca, no scusa, una matriarca. Non vecchia come Abramo, ok? Va bene, vorremmo pregare anche per chiudere il nostro culto e anche pregare per la sua vita,
perché veramente io penso che sempre Dio usa una porta per far entrare il Vangelo da qualche parte, no? Questa sorella è una porta che Dio ha usato per benedirci fino ad oggi, ok? Vogliamo pregare per lei. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo per la vita di Alzira. Signore, benedici tanti altri anni a venire, Signore, e che lei possa vedere con i suoi occhi quello che tu farai in questa comunità preziosa ai tuoi occhi. Come è stato detto, Signore, la chiesa di Efeso si chiamava Bene Amata, ma siamo sicuri, Signore, che pur non essendo la chiesa di Efeso, siamo la chiesa Agape, ancora di più amata. Signore, ti ringraziamo per la sua vita preziosa. E adesso, Signore, che torniamo alle nostre case, ti chiedo che l'amore di Dio, nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.